Professionista dall'inconfondibile voce radiofonica, accogliamolo con un grande applauso, il vostro, l'impareggiabile Giampi Michelusi. Mamma mia, troppo buono, Stefano, che voce, buonasera, che bella serata, sì, come va? Tutto bene? Tutto ok? Beh, allora, ieri sera questa straordinaria location del Parco Pretto era inzuppato, per cui abbiamo, come dire, preferito rinviare la serata a questa sera. Poi insomma le ragazze che potevano ieri sera magari non hanno potuto essere presenti questa sera, quindi questa sera avremmo con noi 8 ragazze, però vi assicuro che la qualità sarà davvero ottima, quindi delle ragazze davvero straordinarie. Parliamo leggermente di Miss Blue Mare. Intanto dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati che ci eravamo visti lo scorso anno, se non vado errato, a luglio, sempre qua al Parco Pretto. Beh, l'anno scorso c'era un po' più caldo, però adesso la temperatura è così, speriamo di riscaldarla questa sera, vuoi per tutti i fari, ma vuoi anche per la bellezza di queste ragazze. Siamo all'interno del concorso nazionale Miss Blue Mare, questa è la seconda tappa della regione Veneto, per cui parliamo un po' del beauty contest nazionale Miss Blue Mare con 1500 ragazze che l'anno scorso hanno solcato le passerelle di 16 regioni d'Italia, 200 tappe, 350.000 spettatori in totale, e poi il tutto si è concluso, e questo è il bello, perché questo è il primo concorso nazionale di bellezza che si conclude all'interno di una nave da crociera MSC. Questo è davvero bello, e anche questo accadrà nel 2016, per l'appunto all'interno di MSC Poesia, messaci gentilmente e concessa dal signor Ponte, che è il titolare di MSC Crociere. Ciò detto, grazie amici di Cornedo, facciamo devo dire una cosa, che oggi è venerdì 17, vero? Quindi facciamo alzare tutti gli uomini, gentili uomini, alzatevi tutti, grazie anche dal pubblico, e una bella toccatina ai maroni, dai. No, perché ragazzi, qua mica si scherza, si chiama eptacaidecafobia. Lo dico una volta solo e poi ve lo ricordo, però poi spieghiamo cos'è questa parola che proviene dal greco, eptacaidecafobia, poi la spieghiamo. Adesso invece vogliamo ringraziare gli sponsor di Miss Cornedo 2016, Vittoria Assicurazioni di Cornedo e Schio, Valleyland Web Radio, nuovo progetto di web radio che dopo il presidente Corrado Pozza, presente con noi, ci spiegherà. Ovviamente un nuovo progetto di radio web davvero straordinario. Le Point, calzature di Cornedo e Valeggeria Agno di Valdagno, Emporium Fashion Store di Valdagno, Salone Parrucchieri e Kip Vencato di Cornedo, Autonoleggi Andrea Turcato di Valdagno. Abbiamo con noi anche Media Partner, il mensile Il Filo del Vicentino, che è un nuovo free press a distribuzione gratuito anche nella Valle dell'Agno, e in modo particolare in tutto l'Alto Vicentino, Valleogra, Pedemontana, eccetera. Ringraziamo gli sponsor nazionali come al solito, che sono Inco Benessere e Bellezza, prodotti per cosmesi, MSC Crociere, Epil Experience, epilazione con laser a diodo, Fomec di Castel Gomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli, gioielli, Euro New Pack, imballaggi, Atelier De Anna Biagi, design My Cover, cover personalizzate per cellulari, Profumi De Fenis e Media Partner, il settimanale Ora. Poi dobbiamo ringraziare l'organizzazione nazionale curata dall'agenzia di comunicazione Studio Immagine di Tiene e da Pacciamama Viaggi, sempre di Tiene. Un ringraziamento particolare, poi ve lo presenteremo, anche va a Umberto Dall'Alba, che è collaboratore commerciale nazionale di Miss Blue Mare, ma è anche insomma un po' un talent scout, insomma uno che si dà da fare per quanto riguarda cercare, andare alla ricerca costante in tutto il Veneto di belle ragazze, e stasera ce l'avremo con noi. Vi voglio presentare in modo particolare la nostra giuria di stasera. Come vi devo chiamare? Cornedesi o corniolesi?
Fate vobis, come si dice in latino, fate vobis. Allora vi presento innanzitutto Gianfranco Visentin, che è sponsor nazionale Inco Benessere e Bellezza. Luisa Rossi, consigliere comunale con delega in materia di pari opportunità e rapporti con la Proloco. Detto bene, mi sono informato, Luisa, vero? Germano Fontebasso, presidente della confraternita della Corniola Cornedese Deco, a denominazione comunale, bravo. Paolo Marcato, commerciante, eccolo qua il Paolo. Cristian Romano, consigliere comunale, anche te che deleghe c'hai? Capogruppo di maggioranza, quello a cui fanno un mazzo tanto, vero? Più o meno. Narciso Meneguzzo, presidente del Consorzio Bonifica Valle Agno, e Stefano Novello, anche lui sponsor nazionale. Ho dimenticato qualcuno o li ho citati tutti? Bene, siamo quindi a posto. Io volevo farvi conoscere subito, proprio di botta, le ragazze. Quanti gradi ci saranno adesso? 16, 17? 20? Sono io che ho un'età e quindi non riesco a mantenere la temperatura corretta. Vabbè, diciamo 20 allora. Più o meno, vero signora? C'è un'app che magari riesce a darci anche questa possibilità. Poi la cerchiamo, la verifichiamo. E allora farei entrare le concorrenti con serpentone di presentazione, però attenzione, non si votano quando lo dico io. Prego le concorrenti. Serve anche a mettere in evidenza, in mostra i talenti, la bellezza di queste ragazze. Alcune magari solcano le passerelle da pochissimo, qualcun'altra invece proprio non ha mai solcato la passerella, quindi un grande applauso va a loro perché riusciamo ad offrire a loro a livello artistico una palestra affinché poi si riesca a coltivare un sogno, e spero che davvero sia un sogno importante. Allora, io vi vado a presentare la concorrente numero 1, che si presenta grazie al suo nome e cognome, all'età. Voi vorreste anche il numero di cellulare? Ammettetelo, maschietti, non ve lo diamo. E a che cosa fa nella vita? Prego, numero 1. Elena Valle, 20 anni. Io sono un'impiegata. Tieni pure il microfono, guarda, non ti mangia nessuno. Prova a ripetere. Elena Valle, ho 20 anni e sono un'impiegata. De che? Impiegata amministrativa. Amministrativa, fa di conto. Prego, allora siamo in piena votazione, dovete votare il fisico, cari giurati. Prego.
scuola a Vicenza e faccio il liceo grafico. Vicenza. Di dove sei? Connedo. Mi consente, Cripio, c'ho già il cuore rifatto, dovrebbe dirmi di dov'è lei, Cornedo. Di Cornedo? Bene. Allora, ci possiamo scherzare, è vero? Me lo consentite? È accettato. Prego Alice, vai. Grande Mike, prego. Buonasera a tutti, sono Maria Busellato, ho 16 anni e frequento il liceo linguistico. Siamo al numero 6. Mi chiamo Vittoria Sifan, ho 16 anni e frequento il liceo sociale. Bene. Numero 7. Io ho 55 anni, alzarmi da questa cosa qua sarebbe impossibile, mi ci vuole il paraco. Prego. Buonasera a tutti, sono Gasparon Giulia, ho 18 anni, da poco. Le donne ragazzi, guarda che se compiono gli anni fra un'ora ti dicono l'anno prima, sempre classico. Studio moda per diventare Guarda, io rimango qua fino a mezzanotte, non c'è problema. Per diventare modellista e stilista. modellista e stilista, hai visto? Vai Giulia, prego, vai Luca con la musica.
studio arte al liceo artistico. Prego. Visto, le ragazze sono già uscite perché ovviamente devono fare il cambio d'abito e lo devono fare un po' lontano, non c'è un backstage vicino, quindi dobbiamo un attimo prendere tempo. E devo chiedere all'organizzazione di raccogliere le prime schede, se avete posto il vostro numerino, prego, eccolo qua Umberto. Se avete dato il vostro giudizio, ripeto, soggettivo e il vostro insindacabile giudizio, quindi non è sindacabile.